Amici bellini, bentornati. Non è ancora martedì, ma in realtà lo è sempre, lo sapete, ma è il momento dell'analisi tattica. Dovete perdonare il cambio di Miss, prima col telefono, poi con la webcam. Mi sto organizzando, vi sto per fare una sorpresa che speriamo bene, che mi sono fatto un regalo e speriamo presto di potervi dare ancora più qualità se è possibile, perché lo sapete che se faccio una cosa lo faccio un po' per me, ma anche un pochino per voi. Senza proprio dubbio, cominciamo! È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, siamo pronti proprio subito con la lavagnetta. Voi lasciate un like adesso. Lasciate il like mentre faccio l'ambrabam. Cioè così voi state... Clic, il like. Il like subito. Il Napoli in bianco. E in bianco finisce questa partita. A parte gli sponsor rossi. A proposito, BetClick dietro al culo non è uscito ancora, eh? Non ancora, vabbè, aspettiamo. Non ho fretta per avere un altro sponsor sulla maglia al posto della Kimbo, non c'è problema. Ok, abbiamo tolto anche quella cosina che mi dà sempre fastidio. Signori, facciamo un ricapitolo di questa partita che finisce 3-2. Purtroppo. E comincia con un tiro cross di Fabian, me lo so segnato, ma era veramente poca roba. Dopodiché il colpo di testa di Lautaro è abbastanza pericoloso. Darmian che tira al lato, sempre i quinti. Così, dopodiché c'è il gol di Zielinski che mi fa esultare, che dice allora sì, allora ci possiamo imporre a Milano, vai, bene così. Dopodiché ci ammosciamo di nuovo, bisogna dire la verità, e dopo l'ammosciamento arriva il rigore di Çalhanoğlu, un rigore tirato perfetto. Io ho riguardato le immagini, non era chiaro se Koulibaly prende il pallone con il braccio destro, con il braccio sinistro, le ho riguardate bene, c'è stato un replay alla fine su Paramount Plus e poi me l'ha fatto rivedere. Koulibaly la prende prima con il destro, che è attaccato al corpo, dopodiché dopo il destro sbatte sul sinistro. Tecnicamente questo mi dispiace dirlo, sembra che stai piangendo. No, non stiamo piangendo. Questo tecnicamente non è rigore. Non è rigore perché questo è attaccato al corpo. Quando tocca un braccio, quando fa petto braccio ravvicinato, non è rigore. Non è rigore. Però capisco nella dinamica, dato che prende 2 volte la mano, capisco averlo dato. Non capisco il cartellino giallo. Mi pare che da regolamento si può giustificare se è un tiro verso la porta e quindi in questo caso viene considerato volontario, ma purtroppo la volontarietà non c'è. Si vuole dare il rigore, si dà il rigore. Sarebbe stato assurdo non darlo dopo il richiamaggio del VAR. Valeria aveva visto? Non aveva visto. Allora, chiaro ed evidente errore. Quanti chiari ed evidenti errori ci sono e non vengono chiamati dal VAR? Non fa niente, non ci lamentiamo per questo. Il rigore di Çalhanoğlu è perfetto e la direzione di Valeri, che non influisce probabilmente sul risultato, per me resta insufficiente per una serie di cartellini gialli troppo severi nei confronti del Napoli, non dati invece all'Inter. Dzeko per esempio doveva essere espulso dal regolamento e ci permettevi di fare un forcing negli ultimi minuti, che eravamo informissimi perché li stavamo schiacciando finalmente. Purtroppo non ce l'hanno fatto fare. C'è un tiro di Osimhen ribattuto su cross di Lozano, c'è il tiro di Lautaro che si gira e va fuori di poco, c'è Osimhen di testa su cross di Lozano, Barella tiro parato, uno degli errori che viene poi penso da Di Lorenzo, parato il tiro di Barella, e poi c'è il gol di Perisic e ho riguardato anche lì con la lente di ingrandimento chi c'era sul primo palo, chi non c'era sul primo palo. Di solito ci va Osimhen, Anghissà, qualcuno diceva Anghissà stava marcando Perisic e viene anticipato. Dopodiché sul primo palo non c'è Osimhen, c'è Zielinski e lì c'è stata secondo me qualche mancata comunicazione. Zielinski che poi invece di intervenire verso l'alto si abbassa perché fa un calcolo della traiettoria del pallone, mentre Perisic la spizza in alto proprio quel tanto che basta. Perisic fa un gol alla Cavani, io solo Cavani ho visto segnare così sul primo palo, difficilissimo, un angolo strettissimo. E aveva ragione un amico bellino che mi diceva che Ospina stava spingendo un avversario, c'era Bastoni che gli stava dando fastidio in maniera regolare e quindi
quindi lui per allontanare Bastoni e per riprendere la posizione perde quel microsecondo che non gli consente di allontanare il pallone prima che entri in porta. Insomma, veramente una serie di casualità. Osimhen alla fine finisce anche lui in mezzo a marcare, ma di solito sta lui sul primo palo bello fisso, resta azzeccato al palo finché la palla non se ne va e quel gol non lo prendi, peccato. Questo è il primo tempo così e così, insomma, dove alla fine le occasioni qua e là sono arrivate un po' da tutte le parti. Quelle dell'Inter mi sembravano sinceramente più pericolose, perché Ospina fa più parate alla fine di Handanovic, perché il Napoli non prende la porta e quando la prende il tiro viene ribattuto da Skriniar, quello di Osi. Comunque nel secondo tempo si comincia con un tiro di Lautaro parato da Ospina su assist di Çalhanoğlu, e lì si era creata la voragine a destra. Lozano un tiro cross che non va a buon fine, dopodiché c'è il gol di Lautaro che viene da un forcing del Napoli, dove Fabian viene ribattuto il tiro, riparte Correa lento pede, in realtà non fa un contropiede incredibile, nessuno gli va incontro, l'unico che lo insegue è Fabian, non riesce a fare fallo, ci va moscio, si deve dire, fa la scelta Correa, cioè di darla a Lautaro. C'era anche dall'altra parte, si era allargato credo Perisic, non lo so, comunque si erano create la doppia opportunità e Lautaro indovina l'angolino. Anche lì si può parlare di Ospina, però credo che era ben angolato, l'ha preso in controtempo, era complicato. Dopodiché, signori, che cosa c'è? C'è un tiro di Perisic parato da Ospina, quindi come vedete le parate di Ospina aumentano, quelle di Handanovic ancora non le abbiamo viste. E per questo io poi vi dico che gli XG che abbiamo fatto anche vedere, che adesso facciamo rivedere al volo, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, sì. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sì. Più Inter che Napoli, e non c'è niente da dire, non c'è proprio niente da dire. Consideriamo anche che l'XG del gol di Perisic è 0.01, quindi era un gol difficilissimo, quindi l'Inter costruisce quello che deve costruire. Ma dopo questa parata su Perisic, dopo una scorribanda dove lascia Di Lorenzo sul posto, entra Mertens, arriva il gol di Mertens straordinario, con caparbietà, è lui che crea che va a pressare anche Dzeko che perde palla e segna un gol. È un calcio di punizione in movimento, per come colpisce il pallone, non di collo pieno forte, ma quasi di piatto, la famosa maledetta, no, di Pirlo, quasi di piatto, e dà un giro al pallone imprevedibile, imprendibile, veramente straordinario il gol di Mertens. Dopodiché c'è un'occasione per Zielinski alto, proprio anche lì Mertens che riceve un cross credo di Lorenzo e non riesce ad impattarlo, la palla finisce a Zielinski che non trova la porta. Poi c'è la traversa di Mario Rui, la chiamo traversa di Mario Rui, ma è quella paperetta di Handanovic che in un modo o nell'altro riesce a toccarla, la palla viene deviata al contrario, sbatte sulla traversa e finisce fuori. Mai visto un mazzo tale, proprio in una cosa del genere, povero Mario Rui. E poi c'è anche il tiro finale di Mertens, che difficile, non difficile, più facile del primo, più difficile del primo, fatto sta che si era liberato benissimo, aveva trovato lo spazio adatto. Anghissà in un momento finale di crescita, perché Anghissà non ha fatto una grande partita ma ha finito in crescendo come spesso fa, riesce a trovare il cross perfetto e lì Mertens la impatta troppo forte e non riesce a rinquadrare la porta. Veramente un peccato, sarebbe stato l'apoteosi raggiungere il 3-3, che sarebbe stato, visto il finale arrembante, anche meritato da parte del Napoli. Però c'è da dire che in generale per me l'Inter ha meritato la vittoria, al netto delle cose arbitrali, che poi alla fine hanno inciso poco, e delle prestazioni individuali. Su Fan Rating, come sapete, e iscrivetevi a Fan Rating, troverete anche i voti. Qui parliamo più di prestazione che di numeri. Ospina le abbiamo sviscerate, le cose che poteva e non poteva fare. Per me Di Lorenzo partitaccia, e quando dico partitaccia parlo dei passaggi in orizzontale rischiosi, parlo del fatto che Perisic se n'è andato spesso su questa fascia, e quindi poi i famosi quinti, arriva il cross dall'altra parte, Mario Rui deve prendere la decisione, contro cross di Darmian, e arriva poi il fallo da rigore. Devo dire partitaccia, me la sto prendendo con Di Lorenzo, è un attacco a Di Lorenzo? No, assolutamente no. Di Lorenzo non può giocare tutte le partite del mondo sempre da titolare e noi possiamo aspettarci che sia sempre perfetto. No, la lucidità ti viene a mancare.
puoi finire anche in crescendo, perché lui ce l'ha la resistenza di continuare a correre fino alla fine. Puoi essere perfetto? No. Sei un essere umano? Sì. Partitaccia? È colpa tua? No. È colpa di Malquit? Probabilmente. È colpa di Spalletti che non si fida di Malquit? Decidetelo voi nei commenti. Quando Malquit è infortunato va bene, ma quando c'è, prima o poi deve riposare, perché altrimenti succedono partite così. Non che Di Lorenzo sia responsabile, assolutamente. Rachmani viene ammonito, forse ci poteva stare. Rachmani e Koulibaly cercano di controllare i propri avversari, però Lautaro qualcosa lo crea, Correa crea di meno, però alla fine l'assist lo sviscera, e quindi non possono per me raggiungere una sufficienza piena nessuno dei due. Mario Rui anche sfortunato su quell'occasione finale, ma è la prestazione che qui non mi è piaciuta, e ne possiamo parlare poi tatticamente, perché abbiamo visto che Insigne qua finisci col soffrire Skriniar, finisci col soffrire Darmian, e abbiamo visto come si può mettere, come si può risolvere questa cosa. Insigne lo devi togliere da questo macello e lo devi abbassare, e devi far salire Mario Rui al posto suo. L'abbiamo visto più volte, l'abbiamo visto con Mancini, l'abbiamo visto con Gattuso, l'abbiamo visto anche con Spalletti in alcune cose. Quando Insigne deve fare la prestazione fisica non ci siamo proprio. Devi toglierlo dalle botte e devi fargli fare il regista aggiunto più basso, e quindi puoi sfruttare i tagli di Lozano, puoi sfruttare gli inserimenti di Zielinski, i lanci su Osimhen, e poi riempire l'area in un altro modo. Peccato non averlo fatto. Domanda, visto che Spalletti ci ha detto il Napoli doveva essere più coraggioso, doveva essere più indipendente, doveva tenere più la palla, Spalletti gli ha chiesto questa cosa a Insigne e Insigne non l'ha fatto, oppure non gliel'ha chiesto e quindi possiamo dire a Spalletti ti è mancata l'intuizione? Non gliela chiedono questa cosa in conferenza, di conseguenza io non posso dare la colpa all'uno o all'altro. Semplicemente devo analizzare. Come analizzo che Fabian non mi sembra il Fabian di inizio stagione, come non lo è anch'issa. Quindi sono entrambi in calo, anche loro, bisogna ripetere. Demme ovviamente è positivo, Lobot che è tornato da poco tra i disponibili ma non gioca. Ci vuoi mettere Zielinski lì, lo puoi fare, ma Spalletti sta cercando disperatamente di ritrovare lo Zielinski trequartista che abbiamo visto l'anno scorso con Gattuso, e secondo me ci stiamo anche arrivando, perché ha toccato più palloni. A me è piaciuto Zielinski soprattutto anche nel secondo tempo, non mi è dispiaciuto l'altra volta, non mi è dispiaciuto questa volta. Il gol è una perla, sappiamo che è nelle sue corde, sta toccando più palloni, quindi entra più nel vivo del gioco. Zielinski se sparisce, se non tocca palloni, è ovvio che lo vedi sparire, perché non ti garantisce tanta fase difensiva, non te la garantisce, e quindi lì noi perdiamo un pochino a centrocampo, e anche Issa viene preso un pochino in mezzo, perché né Fabian né Zielinski hanno dato grande aiuto in fase difensiva, e ci siamo. Lozano a me sinceramente nel primo tempo è stato l'unico che mi è piaciuto veramente completamente, perché se n'è andato un paio di volte a Perisic, ha messo 2 cross importanti per Osimhen che è riuscito anche a rimpattare, non è stato fortunato. Per me Lozano poteva anche rimanere in campo, poteva anche tranquillamente rimanere in campo, e qui ritorniamo al discorso. Ovviamente su Osimhen poi se ne può parlare, non ha avuto tante occasioni, quelle che ha avuto c'è stato anche fino al momento dell'infortunio. Purtroppo si parla di almeno un mese, frattura scomposta, è una tegola pesante per il Napoli, perché adesso ci ritroviamo di nuovo con la scelta: fai giocare Petagna o fai giocare Mertens, e tenerli tutti e due significa non avere poi una soluzione in panchina, e tenerli tutti e due che adesso farebbe la differenza nel Napoli. Vi spiego il perché. Sul discorso dei cambi si può dire, io l'ho detta ieri in live, avrei messo direttamente Mertens al posto di Insigne, con un Mertens spostato qua, uno Zielinski spostato qua, e avrei lasciato Lozano che stava facendo comunque molto. Si poteva fare così già al 46esimo, senza proprio nessun problema. L'avevi preso il 2-1, puoi dimostrare che volevi il coraggio, Spalletti, lo potevi dimostrare subito con la sostituzione. Mertens in campo trequartista con Osimhen, ciao.
ciao, l'Inter si abbassava perché l'Inter ha dimostrato di avere un po' di paura nel finale, perché hanno perso parecchie partite nel finale in questo modo e delapidato vantaggi. Purtroppo non c'è stata questa cosa e c'è stata la doppia sostituzione, Elmas al posto di Insigne, Mertens al posto di Lozano o viceversa. Di conseguenza Mertens va qui, Elmas va a destra e Zielinski va a sinistra. Elmas fa quello che può fare, non è proprio la sua posizione preferita, ma Mertens in questa zona con Petagna davanti ha creato scompiglio perché sa dove posizionarsi per essere più pericoloso degli altri. Mertens veramente in questo momento è il sottopunta perfetto, perché se lo metti punta in mezzo a tutti quei difensori forti contro 3 difensori è difficile fare la lotta. Era difficile all'epoca quando era in gran forma, è difficile adesso che ha qualche anno in più. Se Mertens lo fai giocare isolato in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1 potresti farlo soffrire. Ecco perché mi dispiace ancora di più l'infortunio di Osimhen, perché adesso mi piace l'idea di Mertens e Petagna insieme con questa formazione qui. Fai riposare un pochino Insigne che deve rifiatare, fai riposare ogni tanto Zielinski e ci metti Elmas qui, fai di nuovo alternare Lozano e Politano quando Politano tornerà, però questi due, Mertens e Petagna, per me devono giocare insieme per rendere il Napoli pericoloso. Signori, non è successo niente, non è successo niente di che. Però noi stiamo analizzando una leggera inversione di tendenza nelle prestazioni del Napoli, nonché nei punteggi, perché le prime 8 hai fatto 24 punti ed è innegabile, e nelle ultime partite per arrivare a completare la 13ª ne hai fatti 8. Quindi non va bene, si abbassa parecchio la media. Questa non è una media da scudetto, non lo dico io, non lo dice Guido Gentile, lo dice anche Paolo Del Genio. Non è quest'ultima una media da scudetto. Se il Napoli riprende subito a vincere con la Lazio, noi ci garantiamo il fatto di poter fare un grande campionato, Champions tranquilla, e magari ti toglie anche qualche sfizio. Se il Napoli dovesse steccare con la Lazio, lì c'è da riconsiderare tutta una serie di discorsi, perché le altre, l'Atalanta non ha mollato, la Juventus non ha mollato, la Roma ha ripreso a vincere e ovviamente Inter e Milan stanno lì che prendono comunque i loro vantaggi. Signori, attenzione, niente drammi, però attenzione. Si può fare un'analisi del genere, niente drammi, però attenzione, visto che il Napoli ha delle grosse potenzialità, ma la rosa non è lunghissima e adesso arriva pure la Coppa d'Africa, quindi niente drammi. Si può fare, ma si deve lavorare tanto sulla tattica, anche perché il Napoli sta perdendo un pochino di brillantezza. Da New York, Valerio Fluido è tutto, niente di meno, 18 minuti, niente di meno. Se ve lo siete visto tutto perché vi piace la tattica, volete scrivere sotto i pistacchi sono la tattica perfetta, vai, scrivete. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.